Il ruggito del PDL. Il Popolo della Libertà è in crescita e sui sondaggi si vede. Il partito è spinto dalle proposte spavalde di Silvio Berlusconi che raccolgono critiche e consensi. Ma quello che conta in campagna elettorale sono i numeri, i dati, i voti, che si trasformano in grafici, in punti percentuali. Ormai tutti i controlli che abbiamo, tutti i sondaggi ci testimoniano il fatto che rispetto al meno 19 dal quale siamo partiti siamo intorno al meno 1, meno 2, qualcuno dice che addirittura siamo davanti. Beh, credo si noti il nostro buono stato di salute dalla tensione degli altri. Sono nervosi, tutti parlano di Berlusconi, qualsiasi cosa dica tutti devono commentarla, quindi questo ci dà molta fiducia. In effetti le proposte shock del capo carismatico del Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi, non lasciano indifferente nessuno, né gli elettori né gli avversari politici. È bellissimo rimontare. Partire davanti e sentire il fiato sul collo è una brutta sensazione. L'ideale è rincorrere, avere la certezza di arrivare a un grande risultato e noi ce la mettiamo tutta, ma d'altra parte, quando la ricetta nostra è no tasse e la ricetta degli altri è continuiamo a mettere tasse, ho l'impressione che il fiato sul collo lo sentiranno fino all'ultimo minuto e probabilmente avranno il sorpasso. La campagna elettorale entra nel vivo e il circo della politica approda in Veneto. Dopo Gianfranco Fini, Mario Monti e Nichi Vendola tocca al PDL giocare i suoi assi. Martedì 12 febbraio il tour Veneto di Alfano, ma a far da apripista ci pensa Silvio Berlusconi che alle 11 atterra a Venezia sabato prossimo. A mezzogiorno incontrerà i 1500 dipendenti della Maschio Gaspardo di Campodarsego e alle 16 a Milano con una convention in stile Publitalia con i 500 venditori della Green Power. Visiterà aziende venete, parlerà con i lavoratori veneti, più che parlare con i soliti soloni della politica che probabilmente non ne hanno bisogno.